hanno i fori e giocano in contrappunto, canto e contraccanto, mentre la più lunga, Sudumbu, è priva di fori e serve da pedale, da basso continuo. La tecnica delle launedas è assai difficile, richiede oltre che una sensibilità musicale spiccata, una capacità polmonare veramente eccezionale. Basti pensare che si tratta di uno strumento a fiato a suono continuo. Il suonatore cioè inspira profondamente col naso ed espira attraverso l'emissione del fiato nelle canne dello strumento, questo però contemporaneamente. Si acquisisce questa tecnica in un modo curioso, se vogliamo, soffiando sin da bambini con una canuccia su un bicchiere pieno d'acqua. Se riuscirà a soffiare ininterrottamente potrà aspirare di diventare un futuro suonatore di launedas. Qualcuno potrà obiettare: perché un bicchiere d'acqua, non un bicchiere di buon vino? Ma la risposta è semplice: perché col bicchiere di vino l'esercizio durerebbe troppo poco. Potremmo paragonare il launedas, non fosse peraltro per la melodia del suono, alle famose cornamusa, con una sostanziale differenza però. Mentre le cornamusa hanno la sacca d'aria come riserva, la riserva dei nostri è costituita dalla sola cavità orale dei medesimi suonatori. A Maracanagonisi abbiamo istituito una scuola di launedas per salvaguardare questo ancestrale strumento che è il simbolo della festa isolana, tanto prezioso quando si pensi che non esiste partitura musicale scritta, ma è tutta tradizione orale tramandata dal padre al figlio, dal maestro all'allievo, che si perde nella notte dei tempi. Due dei più promettenti allievi, Graziano Maci e Giampaolo Ipa, interpreteranno i Goccius e Savastorella. Sarà la volta poi di Giampaolo Ipa, che interpreterà uno dei concerti più difficili dell'intero repertorio delle launedas, su Bunte organo.